Stefano Boscarin, responsabile regionale del patronato Cislinas per il Veneto. Parliamo di decreto rilancio e delle altre misure previste a favore della famiglia. Partiamo dal reddito di emergenza. Cos'è e quali sono i requisiti per accedervi? Beh, il reddito di emergenza è un ulteriore strumento di sostegno al reddito per le famiglie in difficoltà per il periodo di Covid-19. Quali sono i requisiti? Beh, innanzitutto la residenza del nucleo familiare che deve essere in Italia e per la quale deve essere certificata soprattutto quella del richiedente. Bisogna godere di un ISEE che sia al di sotto dei 15.000 euro e un patrimonio familiare sempre sotto i criteri dell'ISEE che sotto il 2000, per quanto riguarda il 2019 sia al di sotto dei 10.000 euro e se ci sono più soggetti all'interno del nucleo familiare questo importo è elevato fino ai 20.000 euro e addirittura ai 25.000 euro se c'è un disabile grave oppure non autosufficiente. Qual è l'importo di questo reddito di emergenza? Varia dai 400 agli 800 euro ed è estendibile fino a 840 euro mensili se all'interno appunto del nucleo familiare c'è un soggetto disabile, grave o non autosufficiente. Ulteriore cosa importante da dire sono le incompatibilità di questo reddito di emergenza. Quali sono? Innanzitutto che ovviamente se nel nucleo familiare c'è un'altra persona che gode di benefici della legge per quanto riguarda il Covid-19 non può beneficiare anche del reddito di emergenza. Poi non deve essere nessuno titolare di pensione diretta o indiretta e deve esserci un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda superi l'importo del REM. Non deve essere titolare nessuno della pensione di cittadinanza o del reddito di cittadinanza, nessuno deve essere in stato di detenzione e nessuno ovviamente del nucleo familiare deve essere ricoverato in strutture che sono a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica. Come si può presentare la domanda? Il sito INPS è già disponibile da oggi per la presentazione della domanda. Ovviamente le persone che ritengono di essere all'interno dei requisiti che abbiamo appena parlato può tranquillamente fissare un appuntamento presso le sedi del patronato e noi siamo già a disposizione per poter inviare telematicamente la domanda al sito dell'INPS. Passiamo alla legge 104, permessi legge 104. Cosa cambia? Cambia anche in questo caso una cosa importante, nel senso che coloro i quali avevano già goduto dei precedenti 12 giorni possono complessivamente nei mesi di maggio e giugno di godere di ulteriori 12 giorni che si aggiungono ai 3 giorni che spettano di legge per i mesi di maggio e di giugno. Quindi è importante da dire che complessivamente tra maggio e giugno possono godere di 18 giorni complessivi di legge 104. Passiamo ora alla disoccupazione NASPI e alla DISCOL. Quali sono le novità? La novità fondamentale è che c'è stata una proroga per quanto riguarda il godimento delle mensilità di NASPI e di SCOL. Cosa vuol dire? Che nel momento in cui uno ha concluso tra il 1 marzo 2020 e il 30 aprile 2020 le prestazioni di NASPI e di SCOL, le stesse possono essere prorogate per ulteriori 2 mesi a decorrere dal giorno di scadenza, purché il titolare nel frattempo non diventi beneficiario di alcuna delle misure previste dal Covid-19. L'importo spettante è lo stesso dell'ultima mensilità aggiuntiva e quindi continua per ulteriori 2 mesi a beneficiare di questa mensilità. Bene, grazie Stefano. Per non avere una consulenza specifica vi invitiamo a contattarci per prendere un appuntamento presso le nostre sedi territoriali.